Il Lazzaretto Vecchio è un'isola della laguna centrale di Venezia di fronte al bacino di San Marco. Conserva un importante patrimonio storico-monumentale. Nel 1423 fu scelta dalla Repubblica di Venezia per istituire, per la prima volta nella storia, un ospedale pubblico per l'isolamento dei malati di peste. Dal nome dell'isola, intitolata Santa Maria di Nazareth, è derivata la parola Nazaretum e poi Lazzaretto. In seguito, dalla metà dell'Ottocento, fu usata per un secolo come magazzino militare e infine per 30 anni adibita a canile municipale. Nel 2000 il Lazzaretto Vecchio è stato indicato come futura sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia, dove ricostruire l'evoluzione della città di Venezia. Sono stati quindi realizzati i primi restauri e le prime indagini archeologiche. Poi il progetto è stato sospeso. Fra il 2014 e il 2019, le associazioni che hanno recuperato l'altro lazzaretto veneziano, il Lazzaretto Nuovo, si sono impegnate contro l'abbandono dell'isola, organizzando visite straordinarie a cui hanno partecipato migliaia di persone. Nel 2020 il Ministero della Cultura ha quindi riattivato il progetto museale e il Lazzaretto Vecchio è oggi di nuovo oggetto di restauri. La valorizzazione museale coordinata dei primi 2 lazzaretti del mondo ricostituirebbe un binomio di straordinario interesse culturale e un valore strategico per la città di Venezia.